Ragazzi, inizia la stagione 13-14, non c'è stati cambi da nessuna parte tranne una squadra che si è proprio svegliata e vuole fare grandi cose. I Milwaukee Bucks acquistano Derrick Rose, Anthony Davis, DeAndre Jordan, Eric Gordon, arriva da Toronto Giannis Antetokounmpo e come centro Andre Drummond. Il resto rimane pressoché invariato, ma ragazzi, Shaquille O'Neal me lo goda, Shaquille O'Neal Jr. a San Antonio. So cazzi, noi abbiamo la stessa squadra, siamo campioni, andiamo a vedere le statistiche. Storia della Lega, storico MVP Stephen Curry, matricola Anthony Davis, sesto uomo John Wall, difensore LeBron James, giocatore numerato Lance Stephenson, Albo d'oro Chicago, la porta a casa, non vinceva dal 4-0 di contro Dallas e ancora MVP veneziano, che fenomeno, capo classifica Gilbert Arenas punti, rimbalzi Kevin Love, assist Derrick Rose, palle rubate Rajon Rondo, stoppate Adrian Ramsey, minuti Derrick Rose. Buono raga, andiamo, c'è la prima partita, vediamo, però la prima vedi sarebbe fuori casa, non capisco sta cosa. Non la vediamo tutta ovviamente. Non c'è la consegna di un cazzo, penso. No. Non capisco perché sta cosa. La prima a farli in casa il record però. Drazen Petrovic Jr. di colore. Scusate, no, ho sbagliato. No, perché farlo a Denver anche no. Allora, vai. La seconda dovrebbe essere a Chicago e proviamo a fare il record. Vabbè, vinta ovviamente. E cominciamo subito a bomba, raga. Si comincia a bomba, eccolo qua. Gioca partita. Peccato che non c'è la cerimonia dell'anello, quello mi dispiace, cazzo. Ah no, c'è! No! Ciao. Ce la godiamo finalmente. No, vabbè, ciao. Perché non deve essere per forza la prima, ok. No, ma che roba è? No, ragazzi. A sto punto, bella raga, c'ho tutti al cume. Perché faccio un secondo video. Un po' di roba. E proviamo il record. No, ma è una figata. Ma come fa? Che grafica, signori. Un pazzo. No, ce la gustiamo tutta. Che hanno chiamato lei. Che faccia, ragazzi. Cazzato nero. Guardalo, guardalo. È stato un grande Howard,
Grande Blake. Grande James. Il Barba che vince il titolo almeno qua. Eccolo qua. E il fenomeno, guardalo, guardalo. Settimo titolo, settimo anello. Il signore degli anelli, è lui. No, stupendo. Ciao Fioi. E adesso provo il record dei record, chiaramente farò vedere un po' il primo tempo, poi magari un po' dell'ultimo. Sarà veneziano praticamente a giocare, è l'unico modo che ho, contro una squadra neanche forte. Vediamo se è fattibile. Subito il Cume, non deve perdere tempo. Calma, non devi fare assist però Cume. Dovrò giocarmi tutta la partita, raga, mi da piangere. È l'unico modo. Marco. Veneziano contro New Orleans sarà. Grande Tim Duncan. Lo sanno, questo è il Cume Show. Sì, ovviamente Chicago non sta neanche difendendo, perfetto. Se la farà Veneziano? Sarà proprio la sfida di Veneziano contro tutto e tutti. No, no. Ah! So, l'età avanza anche per il Cume, so, 37 barrette solo a febbraio. Dai, che hanno una squadra sti qua, a parte Duncan, vecchissimo. Gioca solo il Cume, ragazzi. Aspetta un attimo. No, infrazione. Ah, Cume, Cume. Perché sta cominciando il video nuovo? Possiamo anche vedere di più, ragazzi. Dai Cume. Solo rete. Potremmo provare anche i tiri da 3 a sto punto. Che bella però la cerimonia, ragazzi. Che figonata. Aia. No, sbagliato. Sarà un'impresa titanica, Io ve lo dico.
Yes. Tira solo veneziano, tira solo veneziano. Dai, 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 dai. Dai, sarebbe veramente il The Dream. E dopo si prova quella degli assist, ovviamente. Che è più facile, quella potrei farcela anche prima del tempo. Bravissimi. E il pick and come? Poi? Perché? Yes! 12 punti di veneziano. Con questo ritmo però non si va a fare il record. Si stancherà anche tanto però. No, ma perché tiro così di merda? Bravissimo veneziano. Mamma mia che stoppata sul cume. Devo avere la mano calda da 3, se no la vedo duretta. Yes! Mamma mia veneziano. Comunque Giannis che è arrivato ha detto che vuole distruggere la Lega, Vuole massacrare la Lega, il nigeriano. I tifosi sembrano a teatro, sono tranquillissimi i tifosi. Mamma mia. Da 2 purtroppo. Sono già 17 però. Cosa sta provocando? Solo il Cume, dai. Si vuole togliere anche sti sfizi. C'è un Cume leggendario. Vuole tutti i record. Ma porca trota. Quanto siamo? Siamo a 13 minuti. Tra un po' chiudiamo e vado da solo. In 97 punti e mancano 8 minuti. Non so come, non so perché, ma sto facendo qualcosa che rimarrà negli annali. L'assist non mi ricordo neanche quant'è la record assist, però fare tutto in una sera mi sembra troppo e ho già il record di triple realizzate, ragazzi. Sta succedendo l'impossibile. Dai, no! Mamma mia, siamo vicinissimi. Se giocassi tutte io, ragazzi, penso che farei tutti i record ogni settimana. Gol. Ragazzi, siamo a un passo dal sogno erotico. Sta cadendo il record di Chamberlain. Tanti tifosi di Chicago in silenzio.
Ma sta veramente... si sta scrivendo la storia, raga. Mamma mia. Forse... Oh... 100 punti. Basta un punto ed è record. Perché non me lo dicono? Oh, è record. Non me l'ha detto? Ma scusa, è record, ragazzi. Ma non sono 100 punti di Chamberlain. Cioè, è record, ragazzi, che non mi dicono niente. Un po' curiosa questa cosa. Boh, cioè, mi hanno detto il record per i 14 tiri da 3 in una partita realizzati. Boh. Non sto capendo. Arriviamo a 110 per sicurezza, ma mi aspettavo il boato. Forse posso fare solo un record per partita? Mamma mia. Sì, il record di assist ce lo spariamo in una prossima partita. Vediamo se farlo con una tripla, il 110. Ma dai, ma che do coglione. Scusa, ma record di punti. Cioè, 100 punti sono. 100? Boh. Non capisco, Beppe. Abbiamo fatto la storia, raga, ma nessuno se ne è accorto probabilmente. Dai, tirato, non ne frega niente, la partita è leggermente vinta. Non so se facciamo anche il record di punti di squadra, non lo so. Ma come cazzo mi marcano ancora, dai. Gol. Ok, penso che posso accontentarmi. Facciamo un po' di assist. E abbiamo veramente fatto la storia, raga. Però forse ha fatto solo un record, cioè ha fatto già un record, quindi non posso farne due in una sera, forse. È vietato ai minori di anni 18. Su una partita che rimarrà nella storia della National Basketball Association.
E che cazzo. Nice D from Fournier. And here's Fournier. He brings it up for New Orleans. Over in the corner, Conley. Adams with the slam. Veneziano è stato un po' annichilito qua. Poveri New Orleans. Out to Edwards. And they'll get another chance. There's another opportunity, and everything's going right for these guys. Niente, non riescono a fare un cazzo di assi. 21 rimbalzi. I think that just demonstrates how gifted Fournier is. I mean, 112 punti. he's really fast and gets to the rim quickly off the drive. For three, Edwards. And Howard with the second chance points. Smooth. Guys, very good job getting himself in close enough that he could just tip it back in. Well said. Those kind of plays in the offensive glass can tell the story sometimes, can't they? Yes, they can. They can't allow him to beat them to too many more of those. Cioè, ma sti qua mi marcano ancora e stanno prendendo gli 800 punti. From down in the low post, it goes. I love the ball movement there. He 112 punti, 5 rimbalzi, 4 assist. 2 record frantumati, record di triple in una partita, record di punti in una singola partita. I wonder if switching baskets really threw him off. I mean, because he can't get anything to fall this happy. Here's Edwards. Gol. Again, Chicago. That's a textbook. Volevo arrivare anche ai 200 punti, ma Boy, you è un gotta po' love impossibile. that action. Impresa che ha dell'incredibile Adams with the slam. per il 7 volte campione. that one down. Adams, one of the fiercest competitors. Avrei potuto fare tanti più punti, ma anche per rispetto di Chamberlain, basta. A nice shot. Siamo troppo forti, una squadra troppo forte, dai. Game for him. Double down. Double double per Howard il papero. Pass to McLeod. Pulls up on the wing. Hit the tip, and it's Adams on the follow. Boy, fighting to keep that play alive. Beautiful tip in there. And there's the pass to Howard. Mamma mia, che girata, che lavoro. Imposing his will down there. Howard feels like he can score anytime he wants from this area. Adesso riusciamo a fare una double double. Conley outside. Trains it from beyond the arc. Conley's got 10 points now just in this quarter. Could have been much better defense. I mean, you can't give this guy any room to operate. And Dwight Howard again. Dice ormai New Orleans non c'è più fatalità, ho scelto anche una squadra avversaria che è veramente ridicola. Boy, I like the disposition and attitude since halftime. They're patiently looking for good shots. Che punteggio? 107, non so, veramente un record. Chicago's gone into a fun from downtown in the fourth. Only one of their 5 three-pointers has found the bottom of the bucket. A super high percentage shot there. You just can't allow him to get Sì, that. beh, il record di assist lo possiamo fare tranquillamente. Not their best. Conley, the pass to Fournier, takes the three. Can't hit that one. So the Bulls will take it the other way. Ok, siamo a un assist dalla doppia doppia. Down, it's obvious to everyone who watched it. Just a total Arrivato. good show of strength for Chicago. Il double double. Was one that never really was in doubt, I thought, an all-around dominant performance. And you kind of thought that maybe even going into the game. Yeah, there was a sense of that in men. They just pretty much blew them right out of the water. A clinic. Veneziano fa questo record a 36 anni. And so with this, they'll end up with their second win on the year. And so they win their first game against Un minuto It's a two-game e poi gloria eterna. They'll be going for the sweep the next time they face off. When it is just a two-game season series, the team winning game one has that slight mental edge going into the second meeting, knowing they've already solved their opponent one time and only have to do it one more time. Para para pa 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 para. Mamma mia, They guarda. made the most of their opportunities, looking comfortable and locked in throughout the night. Boy, they've given their fans plenty to cheer about, that's for sure. Effort, skill, coaching, you name it, they've done it. Na, 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 na. He takes it in. Mamma mia, Howard veneziano. It is, and the layup goes down. Saw the opportunity to put this away and did not turn it down. And, you know, Non ha un senso logic veneziano. Non ha un cazzo di senso logic. Here's Conley. It's a very good look. And converts. Se lasciamoli qualche punto, poveretti a New Orleans. Points.
from anywhere. Gotta be cognizant of Conley when he's looking to shoot. Feeds to Green. And he drops it in from the low post. Stiamo giocando in maniera sublime, non eravamo lontani dai 200 punti, 15 Mamma seconds mia. left to play in the final quarter. Senza un senso logique. The feed to Adams. Back to Conley. Here's McLeod. And so Veneziano entra nella leggenda. Leggendario il talentissimo. Leggendario. Una delle cose più devastanti della storia. well, folks, that's going to do it for now. For Clark Kellogg, Greg Anthony, and David Aldridge, this is Kevin Harlan thanking you for watching. 112 punti, 5 rimbalzi, 12 assist, 21 tiri da 3, mamma mia, fenomenale. Adesso andiamo a vederci i record NBA. Il prossimo sarà quello degli Assi, lo salviamo. Allora, storia della Lega. Veneziano fa il record di punti totali il 2 novembre 2013. 112 punti. Ciao fiori. Tiri del campo realizzati 40, sempre veneziano. Tiri da 3 realizzati, veneziano. Tiri liberi realizzati, non c'è veneziano. Rimbalzi, vabbè, assist. Assist, il record è di Scott Skills, 30. Devo battere questo. Palle rubate c'è veneziano, secondo però. Grande Kuma. Punti totali. Playoff. Veneziano tiri da 3 che l'ho fatto, me lo ricordo. Assist 24, siamo primi. Boh. Stagione. Qua forse non ci sono su un cacchio. No, non ci siamo. Va bene. Vabbè, carriera. Questi ci riguardiamo più avanti. Record di squadra. Veneziano deve avere molti record adesso. Tiretta quelli dei tiri e dei punti. Buono raga, un saluto al comandante veneziano. Un Cume devastante che proverà il 5-9, no, proviamo contro Houston a fare il record di assist. Ciao!